Buon pomeriggio, bentrovati al Focus dello Sport del lunedì, come sempre per approfondire i temi che riguardano non solo le principali formazioni calcistiche siciliane ma anche altri sport. Intanto però cominciamo indubbiamente con il calcio. Siamo in un periodo in cui le formazioni hanno appena finito di giocare le loro rispettive stagioni, adesso si comincia a pensare alla prossima di stagione. Con me in studio c'è Alessandro Vagliasindi. Buon pomeriggio. Alessandro, con te parliamo di Catania. Ovviamente è un Catania che sta cercando di aggiustare la mira, passami il termine, perché ha da sistemare alcuni tasselli. Intanto uno lo ha fatto già, la scorsa settimana il vicepresidente Grella ha confermato, insomma, la presenza di Toscano anche per la prossima stagione. Possiamo anche farci un passaggio video con Toscano no? e raccontiamo un po' quello che correttamente stavi anticipando tu. Giovedì della scorsa settimana c'è stato un incontro in sede, un incontro chiarificatore per quelle che ancora erano i temi da discutere tra la dirigenza e il tecnico calabrese, e questo confronto è stato positivo, si è risolto con il pieno accordo tra le parti, non che ci fosse bisogno di un accordo da siglare, perché Toscano, ricordiamolo, è legato al Catania fino al 2026, giugno 2026. Però è anche vero che dopo la gara playoff di Pescara, conclusasi con l'eliminazione del Catania, insomma, Toscano aveva lasciato intendere di volersi confrontare con la dirigenza, anche perché, questo insomma, lo sappiamo per averlo approfondito, il Vicenza aveva cercato Toscano per insomma, portarlo alla corte del patron rosso, per un progetto che anche quest'anno ha fallito. Il Vicenza appunto è stato eliminato prematuramente ai playoff e il Vicenza aveva pensato a Toscano per dare una nuova guida tecnica. Nel frattempo ci sono stati questi confronti tra dirigenza e tecnico. Giovedì, come ti ho appena detto, l'incontro decisivo che ha sancito la prosecuzione. Significa, in parole povere, significa che chiaramente Toscano ha ottenuto dalla dirigenza le rassicurazioni che chiedeva su tutta una serie di interventi, non solo sulla parte strettamente tecnico-calcistica, ma anche su altre aree dove quest'anno si erano manifestate delle criticità. Allora parliamo anche di altre aree, visto che ci siamo, esatto. Perché allora, parliamo dell'area medica innanzitutto. C'è stata una presa d'atto della necessità di potenziare questo settore. Verranno inseriti 2 nuovi fisioterapisti che tra l'altro hanno in passato già lavorato col Catania, quindi professionisti che conoscono l'ambiente, conoscono le situazioni, e sono delle cose che a breve diventeranno ufficiali. Anche sull'area strettamente medica verrà inserito un nuovo professionista che quindi darà una nuova linea di direzione di quest'area. E poi passando, diciamo, alla parte strettamente tecnica, chiaramente Toscano vuole proseguire sul telaio dell'ultimo bimestre di stagione, che ha dato sicuramente risultati positivi, quindi mantenere l'ossatura, la gran parte dell'ossatura di quella formazione, con degli innesti specifici per ogni zona del campo. Possiamo, ma soprattutto diciamo, il focus sarà concentrato su centrocampo e attacco, ma senza tralasciare soluzioni diverse sugli esterni e qualcos'altro in difesa per completare il reparto. Quindi diciamo che ci sarà un saldo rispetto a entrate e uscite? Sì, allora nelle previsioni l'idea è quella di far uscire 14 giocatori, tra quelli che rientrano dei prestiti e quelli che dell'attuale rosa o di quella che è
ha disputato la stagione 24-25 non rientrano nel progetto, quindi l'idea è di farne uscire 14 e di farne entrare 7. Quindi snellire sicuramente quelli che l'organico attuale, perché con il ritorno di alcuni giocatori fino al 30 giugno ancora siamo nella stagione 24-25, quindi dal 1° luglio sì, e quindi su questo discorso c'è unità di intenti tra dirigenza e allenatore. Quindi si prosegue con Toscano e adesso la palla ovviamente passa alla dirigenza. E sotto questo profilo, se ci possiamo appoggiare anche in questo caso, di ricordare che mercoledì arriverà in città Pelligra, arriverà Ross Pelligra, ma arriverà anche David Tucker, che è membro del consiglio di amministrazione di Catania FC, consulente. Perché arrivano esattamente alla vigilia di una giornata che comunque potrebbe segnare, arriviamo poi ai discorsi tecnici, okay. Da un certo punto di vista potrebbero segnare delle novità importanti. Sì, no? allora sappiamo che il Catania ha presentato una proposta irrevocabile d'acquisto per l'acquisizione di Torre del Grifo e del logo del vecchio Catania. Questa proposta è stata depositata il 13 di maggio alla vigilia della partita Pescara-Catania e ha validità per 30 giorni. Questi 30 giorni vanno a scadere il 12 di giugno, oggi è 9, quindi come dicevi giustamente tu, la presenza di Pelligra a Catania potrebbe essere, diciamo, di impulso per cercare di accelerare i tempi, ma ovviamente senza forzare quello che è un aspetto processuale che deve essere gestito dal giudice delegato del fallimento. Può in qualche modo facilitare determinate operazioni, assolutamente perché sì. Se ci dovesse essere il via libera da un certo punto di vista, allora magari Pelligra potrebbe mettere a disposizione le risorse necessarie per un eventuale, perché si andrà sicuramente ad una gara, ad un rilancio. Se ci dovesse essere la necessità di un rilancio, c'è la presenza del presidente, in maniera diretta si può eventualmente assolutamente sì, anche se la gara non sarebbe immediata. Non sarebbe immediata, però la disponibilità dovrebbe essere subito messa a disposizione, quindi anche questo aspetto è importante. Il Catania ha depositato la domanda di iscrizione al prossimo campionato entro quella che era la scadenza del 6 giugno, senza nessun tipo di intoppo, di problema. Torniamo alla parte tecnica, se sei d'accordo, con la clip che riguarda Daniele Faggiano, perché giovedì c'è stato l'incontro tra Grella e Toscano, venerdì c'è stato l'incontro tra Grella e Daniele Faggiano. È un incontro che possiamo dire ancora non risolutivo, perché interlocutorio, perché insomma ancora non c'è piena unità di intenti tra le parti. Adesso Faggiano si è concesso un breve periodo di vacanza all'estero, ma nei prossimi giorni si risentiranno per capire se proseguire insieme o se dirsi addio con un anno d'anticipo rispetto a quella che è la scadenza eventualmente. Certo, ci mancherebbe. Nell'ipotesi in cui si arrivasse a quest'ultima opzione, il Catania, che si era guardato attorno perché aveva sondato altri direttori sportivi, anche su, tra virgolette, suggerimento, su placet dell'allenatore, cioè di Toscano, vorrebbe dare piena fiducia a Ivano Pastore, che è arrivato a Catania a gennaio in un momento particolarmente difficile, perché insomma Faggiano era reduce da un importantissimo intervento chirurgico, non poteva ovviamente garantire l'operatività per i suoi problemi di salute. È arrivato appunto Ivano Pastore, che diciamo in questo semestre scarso, in tandem con l'allenatore, con Toscano, ha comunque contribuito a dare un'identità a questo gruppo. Dopo una fase veramente di criticità evidenti, negli ultimi 2 mesi di campionato abbiamo visto un gruppo unito, coeso, e diciamo, la quotidianità in questo senso l'aveva assicurata Pastore. Quindi
Nell'idea della dirigenza c'è quella, qualora con Fagiano si andasse verso, diciamo, un saluto, di dare poteri in questo senso a Ivano Pastore e vederlo all'opera diciamo, dall'inizio della stagione, con tutte le problematiche legate al calciomercato di cui prima diciamo che parlavamo. la settimana che si apre oggi in qualche modo potrebbe essere, non dico risolutrice. No, deve essere, Angelo, deve essere giocoforza, perché il tempo è chiaro che se no il teorico vantaggio che tu avevi dalla conclusione anticipata dei playoff lo perdi, e poi questo vantaggio non te lo trovi più sulle avversarie in previsione della nuova stagione. Allora Alessandro, andiamo su due nomi attuali, perché c'è stata la finale di ritorno dei playoff che ha sancito la promozione in Serie B del Pescara a scapito della Ternana, nelle cui fila militavano sia Emanuele Pio Cicerelli che Pietro Cianci. Cicerelli aveva con la Ternana un contratto con la previsione anche di un diritto di riscatto, o anzi un obbligo di riscatto da parte della Ternana in caso di promozione in Serie B della formazione Umbra. La promozione in Serie B non si è concretizzata, quindi Emanuele Pio Cicerelli torna a tutti gli effetti nel Catania, giocatore che Mimmo Toscano apprezza molto, quindi è facile immaginare che Cicerelli, pur non essendo più un giocatore giovanissimo, possa far parte dell'organico del Catania 2025-2026. Situazione un po' diversa, quella di Pietro Cianci, sì. Qui non c'era nessuna clausola legata al raggiungimento della Serie B da parte della Ternana, ma c'è un esercizio di una possibile opzione da parte della Ternana che scade il 30 di giugno. Quindi diciamo ancora una ventina di giorni. È già previsto un corrispettivo che la Ternana dovrebbe dare al Catania in caso appunto dell'esercizio di questa opzione, che ammonta a 100.000 euro. Quindi la Ternana, anche se per bocca del suo presidente un po' di tempo fa non sembrava particolarmente propensa a esercitare questa opzione, in teoria lo può fare da qui al 30 giugno. Se non esercitasse questa opzione, anche Pietro Cianci tornerebbe a disposizione, e chiaramente dopo la stagione positiva che ha svolto con la Ternana potrebbe sicuramente essere un nuovo acquisto. Non l'abbiamo visto però protagonista dei playoff. No, nei playoff si è un po' tra virgolette eclissato, però durante la stagione regolare ha fatto molto bene. Ha dato il suo contributo. Assolutamente. È stato diciamo, uno dei giocatori che si è messo più in luce. Esattamente. Sì. Allora, mi pare che al momento ci possiamo fermare qui. Salutare sul Catania con queste indicazioni che comunque sono numerose. Nel frattempo noi attiviamo il collegamento anche con il collega Marco Gullà, a breve lo avremo, stavolta parleremo però chiaramente di Palermo. Prima, eccolo qua, già lo vedo, Marco collegato insieme a noi. Noi diciamo che torneremo a occuparci di Catania in questo spazio prossimo lunedì con il Focus Sport. Andiamo a Palermo adesso, Alessandro, sì, con Marco, perché è contento Marco. È molto contento Marco perché hanno preso l'allenatore giusto. Speriamo di sì. Manca ancora la firma, attenzione, manca la firma, però pare che sia soltanto una formalità. Pippo Inzaghi la prossima stagione sarà il condottiero, diciamo così, del Palermo. Eccoci qua, un saluto a voi e a tutti i nostri telespettatori. Sì, diciamo che potrebbe essere l'allenatore giusto, diciamo che il curriculum ovviamente è una garanzia. Inzaghi ha raggiunto promozioni alquanto difficili con il Pisa, che insomma alla vigilia del campionato non era certamente etichettata come possibile ammazza campionato, con il Benevento poi ha fatto anche altre ottime stagioni, se penso anche quando ha guidato la Regina, però è ovvio che, come dicevo poc'anzi, dovrà parlare il campo, ma soprattutto dovrà parlare il mercato, perché Inzaghi per venire a Palermo ha comunque chiesto delle garanzie tecniche, vuole dei giocatori soprattutto in dei ruoli specifici, avrebbe gradito Vignato, che è un giocatore che è stato qualche anno fa addirittura promosso come possibile talento del calcio. No, dico, abbiamo una clip anche possibile possiamo vederlo.
possibile talento del calcio italiano. Poi con il Bologna aveva iniziato bene, un po' sfumato insomma il suo talento, però è sempre sicuramente un giocatore che ha fatto molto, ha fatto anche bene in questa stagione con la maglia nerazzurra. Vignato non verrà a Palermo, ma non perché il Pisa si è opposto alla cessione, bensì perché comunque il calciatore gradisce rimanere in maglia nerazzurra e giocarsi le sue chance in Serie A. Però al di là di tutto, al di là di questo no, al di là di queste contropartite tecniche che probabilmente il Palermo non prenderà, Inzaghi è virtualmente l'allenatore rosanero. Per lui un biennale con opzione per il terzo qualora il Palermo raggiungesse la Serie A. Inzaghi che oggi, al massimo domani mattina, definirà il suo contratto con il Pisa e poi sarà libero appunto di accasarsi al Palermo. Dicevo ovviamente di garanzie che il tecnico ha chiesto, perché vuole un mercato importante, vuole una squadra che intanto riparta dai gol di Poyampalo e Brunori, che lui stesso ha definito imprescindibili per la sua squadra, soprattutto Poyampalo che stando a radiomercato poteva interessare al Torino, ma Poyampalo dovrebbe rimanere appunto a Palermo, così come Brunori, ripartire da loro due e poi ovviamente affiancargli dei giocatori di qualità, quindi degli innesti che possano magari arrivare direttamente dalla massima serie o che quantomeno abbiano un profilo assolutamente idoneo per poi vincere il campionato, perché l'obiettivo ancora una volta dichiarato del club di Viale del Fante, anche se comunque non sono arrivate delle dichiarazioni ufficiali, sarà quello ovviamente di raggiungere la promozione diretta e non tramite i playoff, che sappiamo benissimo si tratta di una strettoia dove poi magari la migliore squadra, soprattutto quella che nel corso del campionato ha avuto più qualità, riesce appunto ad emergere. Ma il Palermo questa volta vuole dichiarare e soprattutto vuole centrare dopo 3 anni di anonimato la Serie A, ed Inzaghi, come diceva poc'anzi Alessandro, sembra essere l'allenatore adatto proprio per questa rincorsa, anche perché gli ultimi due il Citigroup li ha scelti dopo settimane di algoritmi insomma folli, li definisco così perché poi alla fine fu scelto Corini, che certamente non è che era una grandissima garanzia da allenatore, poi l'anno scorso è stato scelto anche Dionisi, che al di là della sua parentesi con il Sassuolo, insomma, benissimo non aveva fatto anche nelle altre avventure. Invece adesso arriva Inzaghi, questa volta probabilmente anche i dirigenti del Citigroup hanno capito che bisogna intanto puntare su un allenatore che sia una garanzia per la categoria e poi ovviamente costruirgli attorno una squadra importante. Marco, a proposito del format della prossima Serie B, si vocifera di una possibile modifica per la questione del Brescia, del play-out in ritardo. Pensi che si resterà a 20 o ci può essere qualche novità in tal senso? No, guarda, è come se il Brescia con il mancato pagamento dei 3 milioni di euro da parte di Cellino è come se insomma abbia dichiarato la morte naturale del club, purtroppo. Dico purtroppo perché comunque è una società assolutamente storica del calcio italiano e non credo che si andrà per una B a 21. Il Brescia, insomma, Cellino ultimamente ha fatto anche intendere di non voler pagare questi ultimi 3 milioni di euro di scadenze, e quindi si andrà ovviamente alla radiazione del club, così come è stato per il Palermo, così come è stato per tante altre squadre siciliane, società siciliane come il Catania, come il Messina. Quindi insomma sicuramente non ci sarà un occhio di riguardo per il Brescia. Credo che si rimarrà a 20 e poi insomma Frosinone invece, scusate, Salernitana e Sampdoria con i play-out invece si giocheranno l'ultimo posto proprio per mantenere la cadetteria. Marco, un'ultima domanda. Tu dicevi delle garanzie tecniche, fra quelle richieste da Inzaghi rientra anche Ranocchia? Sì, Ranocchia è un altro punto assolutamente fermo dello scacchiere del Palermo, in questo caso di Inzaghi, un giocatore che ha fatto molto bene, dico molto bene, quando è arrivato a Palermo, quando era Corini allenatore, poi invece quest'anno Ranocchia è stato soprattutto
più under che over, molti bassi e soprattutto un giocatore che non ha espresso tutto il suo potenziale, però probabilmente è stato schierato in una zona di campo che non compete alle sue reali qualità. Ranocchi è trequartista e veniva schierato invece inspiegabilmente sempre a centrocampo. Con Inzaghi potrebbe nuovamente ritornare al quel ruolo con magari le due punte Brunori e poi Giampaolo. Sicuramente Ranocchia in quelle vesti potrebbe essere davvero determinante poi per azionare e soprattutto mettere in risalto le gesta dei due attaccanti lì davanti. Però attenzione, siamo soltanto al 9 giugno, ancora c'è una stagione praticamente di mercato, tutto è possibile, però il Palermo sicuramente tramite Inzaghi ha fatto capire di voler ripartire proprio dai punti fermi, che sono Brunori e poi Giampaolo lì davanti, Ranocchia e poi anche in difesa. In difesa sicuramente un giocatore come Magnani non dovrebbe lasciare, e in porta invece si va verso la riconferma di Audero che è tornato al Como per fine prestito, però sembra che abbiamo un problema tecnico con il collegamento su Palermo. Si vedete? Adesso è tornato, sì. Eccomi qua. Sì, dicevi? Sì, soltanto per dire che Audero probabilmente sarà ripreso nuovamente dalla Como, dovrebbe essere lui il titolare con De Placi invece che va in prestito. Grazie anche a Marco Gullà, ci ritroviamo lunedì prossimo. Grazie a voi. Buon pomeriggio. Grazie a te, grazie anche ad Alessandro Vagliosindi, grazie a voi. Salutiamo. Adesso facciamo una breve sosta e poi attiviamo il collegamento con Messina. Andiamo da Sergio Colosi perché la giornata di domani è una giornata piuttosto significativa. Buon pomeriggio Sergio, fra poco arriviamo da te. Buon pomeriggio Angelo. Arriviamo da te fra un minuto. A fra poco. Siamo di nuovo in studio per Sicilia 24 Focus Sport. Adesso abbiamo già visto Sergio Colosi, lo ritroviamo ancora. Benvenuto Sergio. Un passaggio breve, andiamo a salutare anche Franco Cammarasana che è a Trapani. Buon pomeriggio Franco. Buon pomeriggio. Grazie Franco. Ciao. Allora, cominciamo da Messina perché è una vigilia piuttosto tribolata lì a Messina, perché non solo quello che è successo sul campo, adesso dopo la retrocessione in Serie D si rischia veramente che la CR Messina venga cancellata di fatto dopo l'azione della Procura di Messina. Proprio così Angelo, domani si gioca quella che si definirebbe una partita ancora se non altrettanto importante. C'è questa udienza in tribunale, da una parte ci sarà la Procura di Messina che dopo numerose indagini ha chiesto la liquidazione giudiziale della CR Messina, liquidazione giudiziale che significa il fallimento del Messina perché non ritiene i suoi soci in grado di poter assolvere al monte debiti che si è venuto a creare né a poter proseguire la gestione. Dall'altra parte ci sono invece gli avvocati. Con ogni probabilità del Messina potrebbe esserci il presidente Alaimo, potrebbe esserci il socio di minoranza Sciotto, lo ricordiamo al 20%, che potrebbero richiedere il concordato preventivo, cioè mettere in campo una serie di misure per cercare di attutire e diminuire il monte debiti e proseguire l'attività. In questo senso la Procura, il Tribunale potrebbe invece concedere un rinvio e si passerebbe a una seconda udienza. Questa ipotesi, che sembra quella più praticabile, quella più questa fase che potrebbe concretizzarsi, mal si sposa con il calcio giocato, perché il Messina continua a non sapere cosa farà del suo futuro, se sarà un club di Serie D con 14 punti di penalizzazione e se ne potrebbe aggiungere qualche altro nei prossimi giorni, forse 2 per l'attestazione di solidità economica che non è stata mai presentata, o se sarà un club di eccellenza. Ricordiamo che c'è un'altra società, la Messana, che comunque intende proseguire la sua attività, o se riuscirà a comprare un titolo sportivo, cosa che non avverrà certamente né con il Milazzo né con l'IG Virtus. Ci sono invece dei dialoghi aperti con il Sant'Agata, che è retrocesso nel campionato di eccellenza ma sarebbe in pole position per un'eventuale riammissione in Serie D. Tutto questo ovviamente, per cui da una parte c'è l'aspetto giudiziale, l'aspetto del tribunale Sciotto, che certamente non vuole fallire perché come socio di minoranza poi comunque sarebbe interessato in prima persona al fallimento, e dall'altra parte
ne dovrebbe comunque rispondere, e dall'altra parte le esigenze di calcio del pallone, che però prevedono tempi più ristretti, la possibilità poi di potersi iscrivere al campionato, con quale nuova gestione societaria e tutti gli altri punti interrogativi che in linea teorica potrebbero essere fugati domani, ma non è detto, Angelo, perché l'ipotesi della richiesta di concordato preventivo potrebbe allungare i tempi di questa nuova disputa al Tribunale, che partirà domani. Grazie, grazie. Allora Sergio Golosi è stato chiarissimo nella illustrarci i fatti. Ci ritroviamo magari nei prossimi giorni durante i telegiornali per capire che cosa effettivamente sarà successo nella giornata di domani. Siamo già in collegamento con Franco Cammarasana. Andiamo adesso invece a Trapani. Qual è la situazione del Trapani, Franco? Perché ormai diciamo, la stagione si è chiusa, sì, ma si deve pensare alla nuova immediatamente. Assolutamente sì. 2 giorni fa la società ha comunicato di aver trasmesso in Lega la documentazione propedeutica per l'iscrizione della squadra al prossimo campionato di Serie C, documentazione però ancora deve essere vagliata dal Covisop, ma c'è un'altra scadenza, anche 2 scadenze importanti per il Trapani. Intanto entro il 24 dovrà essere presentata la fideiussione a completamento della documentazione per l'iscrizione al campionato, una fideiussione che come ben sai da un paio d'anni a questa parte deve essere concessa da una banca riconosciuta dalla Federcalcio, mentre prima spesso le fideiussioni arrivavano dall'estero e spesso risultavano poi fasulle. Altra scadenza importante, probabilmente ne sapremo qualche cosa in settimana, è la decisione della Corte d'Appello federale della FIGC sul ricorso presentato dal Trapani a seguito della penalizzazione di 8 punti da scontare nella prossima stagione da parte della Commissione federale, del Tribunale federale. La Trapani ha presentato un'ampia documentazione. Sotto questo aspetto bisogna vedere il giudizio che adesso emetterà, ripeto, la Corte d'Appello federale. Dovrebbe arrivare, si dice, tra domani e comunque e giovedì, e comunque in settimana. Per quanto riguarda tutto il resto, siamo in una situazione stand-by, anche se so per certo che in Casa Granata si sta lavorando sodo, anche perché la direzione sportiva ha a che fare con circa 35 giocatori a ruolo, di questi sotto contratto ce ne sono tra 18 e 20, quindi bisogna andare a scegliere chi mantenere per la prossima stagione. 9 inoltre sono i giocatori che rientreranno, erano in prestito e rientreranno presso le rispettive società. Invece ne rientreranno 5 che erano stati dati in prestito ad altri club nel calciomercato di gennaio, quando il Trapani in pratica fu ricostruito dalle basi. Per quanto riguarda il ritiro, si svolgerà dal 15 di luglio al 31 luglio a Troina, in provincia di Enna, come è avvenuto nelle ultime 2 stagioni, e dal 1 di agosto la squadra si sposterà al Valderice per rifinire la preparazione precampionato in attesa dell'esordio poi in Coppa Italia. Benissimo, grazie Franco, sei stato piuttosto esaustivo per quanto riguarda le informazioni sul Trapani. In 20 secondi desidero da te una riflessione su quella che è stata l'esperienza della Shark, che alla fine si è dovuto inchinare a Brescia nella semifinale di basket maschile, la massima serie italiana, la lotta scudetto, insomma è finita quasi arrivati al traguardo. Esatto, proprio sulla linea del traguardo, questa macchina stupenda, meravigliosa, che ha appassionato non soltanto gli appassionati trapanisti e siciliani, ma un pochino tutto l'ambiente umano era interessato in meno Trapani, ma a mio avviso l'esperienza e l'eccessiva pressione sui giocatori probabilmente ha fatto sì che l'ultimo gradino non venisse superato. La società ha confermato per quanto riguarda la prossima
stagione, ha confermato 7 giocatori, già almeno a detta di Antonini, per la prossima stagione. Adesso bisognerà integrare chiaramente questa organico con altri stranieri e qualche altro italiano. Vedremo, già la società so che è in attività, una novità che sicuramente ci sarà un nuovo allenatore in seconda e probabilmente qualche altra figura nuova sempre per quanto riguarda lo staff. Però ripeto, già la società è al lavoro per programmare la prossima stagione, che si vuole ancora importante. Vedremo. Sicuramente l'interesse per Rinato, per basket a Trapani è qualcosa di eccezionale, ripeto. Trapani ha fatto parlare di sé, speriamo che continui a farlo anche nella prossima stagione. Molto bene, grazie anche a Franco Camarasana. Ci fermiamo qui con il Focus Sport del lunedì. A tutti voi chiaramente il buon pomeriggio, il buon proseguimento di visione con i nostri programmi.